Benvenuto su You? Pal. No, No, aspetta, non hai capito. No. Allora, benvenuto su io. Mandi e benvenuto su You? Pal Tubo. Voi in Chiaruvigne, un comune placciato proprio dal Miec, dal Friul, tra la Pedemontane e la zone collinare moreniche. E in particolare il ringa scoviergi due dei sia spies naturalistici più interessanti, il Tiliment e la Monte Ruvigne. Anin! Si chiatin in questo momento località de Tabine, in frazione di Viluce. Al di di voi, il Tiliment arreste un dei flums con le caratteristiche più naturali di tutto l'arco alpin e fin tremai d'Europa interie, pal fatto che sono state simmo poche le opere artificiali fatte dall'uomo sul suo percorso. Il Tiliment nasce a circa 1200 metri di altitudine dal Pass de Maurie e dopo, partendo da Mar, ha ancora scalva di nord verso sud, segnando dagli giù al Friul vari confini, tra cui che tra la provincia di Udin e Pordenone, e il confine col Veneto al suo tocco finale, e sciin dal Mar Adriatico. Agli anni, insomma. Ma ti sentivi favela? Puoi dirti una curiosità sulla Tabine? Sì, sicuro. Questa è la strada di Pincian, un dei ponti più stress del Tiliment. Infatti, grazie a questo hanno potuto costruire il point al 1906, che non è il point che vedo in sue, che è stato inaugurato al 1970 e pensate che l'ha tenuto botta anche il terremoto del 76. Come protezione civile, il Tiliment ha sicuramente un flum che viene di voli, soprattutto perché con il suo carattere torrentissimo, come lo vedo in biel tranquillo e parla magari ogni tanto, fa un bagno, manca le tranquillot, non il cormasse, ma quando hai tante ploe e al diventa grosso, diventa un pericolo per tutti. Infatti noi veniamo a controllarlo con i nostri servizi di plene, per essere sempre sicuri che sei tutta questo o in caso intervenire là che ipotesi. Dicono che il Tiliment è sia biel ma anche al può essere pericoloso, soprattutto quando magari si venga a fare il bagno e non si chiede la previsione, anche perché dopo l'aghe si alza e diventa pericolose. Ma c'è facile anche là? Oh, come vuoi proprio fare un bel bagno? Ma allora qualcuno non ascolta? Ma dove vai tu? A fare un bagno talaghe, dal Tiliment. Non hai più la previsione dal tempo in montagna? Chi ha le sue sorelle? Benché, ma la sua, il blu, potresti arrivare una montagna, mo' subito, e dopo ci fasino, ti chiatino a lignare. Alle tutto il dì che lavori, un bagno talaghe fresche. E tu potresti guadagnare di una roba. Tu vieni a fare il volontario con noi, tu fai il soccorso fluviale, così tu vieni dal Tiliment, troppo che tu svuoi e anche in sicurezza. Allora, potresti in tanti ragioni su con un gelato. Grazie. E anche per voi hai guadagnato un new volontario. Si chiatin come sulla Monte di Ruvigne, che a dispiede dal nome, in realtà ha una colline, perché hanno passe i 600 metri che vanno a contraddistinguere le montagne. Insieme a quei di Susans, Buie e Osof, la Monte di Ruvigne si è originata circa 5 milioni di anni fa da ete mioceniche. Si può dare pensare che è stata originata di un glaciare, e invece no, la sua anima è il conglomerato, ovvero le pietre formate di clash starongias e le astra di loro di un cimento. Di prime metà del 1900 la Monte Ruvigne era chiamata anche Monte Pelose per il fatto che era tenuta tutte a pras. Al di voi invece i vin tanti boschi che la ricoviergin con principalmente lens come Chiastenars, Teis e Chamars. La parte che ha le viers Sandanel è più dolce come pendenze, invece che ha le viers Fordiarie ha una pendenze un po' più ripide, sono dei questons che hanno giuste per zore dal Tiliment. Come però passiamo la parola a Davide che ci darà qualche consiglio di escursioni in montagna. Intanto, grazie Lucia per la parola. E sicuramente quando si va in montagne, la prima roba di fa bisogna chiamare il tempo, non lassù sal pluf, se sono i temporali d'estate. Bisogna attrezzarsi, per esempio come che Lucia con i scarponi e non con le ciabatte o con le scarpe da ginnastiche. Comunque,
Salves di succedi alt che non va, i podeis fa il 112 e avvenin i nostri colleghi dal soccorso alpin ad Ausuneman. In montagne alle un altro problema d'estate, incendios boschivi, e anche in quel caso si vede su, state alla larghe, clamait il numero unico di emergenze e aspetait. E attenzione, se l'ais in compagnia fa un picnic, non lascia flamme libere sator, perché il rischio dall'incendio è che al diventi tan grande e dopo al diventa un problema. Ma lo hai appena detto? Come denaro? Mi raccomando, di non riproponi a chiesa, eh? E se il video vi è piaciuto, E anche se non sei piaciuto, Iscrivetevi al nostro canale, Yupa al tubo! mandi! mandi!